Verso le 14:30 due migranti sono stati recuperati e messi in salvo dai vigili del fuoco a Summaga di Porto Gruaro. Erano stremati e senza forze dopo aver viaggiato per 35 ore nel vagone di un treno merci che trasportava cereali. Il convoglio, proveniente con tutta probabilità dalla Serbia, era in sosta poco prima di arrivare all'azienda Serial Docs, dove sembra fosse diretto, quando il macchinista ha udito delle richieste di aiuto giungere all'interno di un vagone. A quel punto ha allertato i soccorsi. Secondo le prime informazioni, i due avrebbero tra i 30 e i 40 anni e sarebbero originari dell'Asia centrale. Sul posto anche le pattuglie della polizia ferroviaria e il personale del 118. I due sono stati messi sotto ossigeno per scongiurare il rischio di conseguenze dovute alle esalazioni di monossido di carbonio dalla fermentazione dei cereali. Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di controllo anche negli altri vagoni, una ventina in tutto, per verificare l'eventuale presenza di altre persone.